Sono Virginia Monteforte, antropologa, traduttrice e fotografa. My name is Joe Gutt. I am co-editor of Afroconfuso. I am a writer. Before Afroconfuso, I was writing in English. In these last few years, I've been writing in Maltese and translating from Maltese to English, but also from English to Maltese and occasionally from Italian to Maltese as well. Ed è giusto anche così che io non riscriva il libro. È qualcosa di diverso, diciamo, è qualcosa di diverso ovviamente dal testo di partenza. Non è il libro che scriverei io se dovessi scrivere un libro. È comunque un terzo testo. The difference between a literary translation and other kinds of translation, you're not just translating the meaning. It's not enough to explain it. It's not enough to give the whole sense, the story or whatever. I always feel that I'm translating the words, not the sense. There's a cliché in Latin about translating sense for sense, not word for word. You can't translate for word, unfortunately, but I feel you have to translate the words. You have to give the reader of the other language, in this case English, a very good impression what the book is like in Maltese. Nel mio caso cerco sempre, anche soprattutto per la poesia, di leggere il testo e quindi di ricreare molto anche i suoni, anche i ritmi, ma è qualcosa che faccio comunque anche per la prosa. When you're translating from your native language into another language, the cost appears really high. The conventional way of doing it obviously is translating from a language you've learned formally into your native language. When you're doing it the other way around, you feel the cost of what you're losing very, very, very intensely. It can sort of drive you nuts, really, saying like, there's no way I can express this in English. That's fine when you're doing it with another language because sort of the reader will never know. But I know when I'm translating it from Maltese into English what we're losing. E penso che sia poi la bellezza della traduzione, il fatto che niente sia perfettamente traducibile, perché credo che in quelli forse che si possono definire interstizi di intraducibilità, ci sia la possibilità comunque che il testo rimanga aperto e che rimanga anche aperto il rapporto tra il testo di partenza e quello di arrivo, anche il nostro rapporto con il testo. È qualcosa che lascia anche spazio molto a una conoscenza più approfondita che possiamo avere sia del testo di partenza sia di quello che arrivo e quindi anche della nostra lingua. It's a constant series of compromises, really. Both things are true, that everything is translatable, that nothing is translatable. And I'm sure someone has said that before. Everything you say about translation is paradoxical. It's both profound and banal. Penso ad esempio nel caso di Castillo, di Chiara Zoppardi, che in Italia è stato pubblicato da Mesogea con il titolo Il vizio del silenzio. In quel caso la cosa interessante è che apriva degli spaccati di storia maltese, storia di un periodo ancora un po' controverso e ambivalente, che però hanno suscitato comunque interesse, questo insomma secondo il riscontro anche che ho avuto da parte di chi l'ha letto. What makes things attractive to international markets, paradoxically, is how specific to our culture they are, how specific to our language and specific to our culture they are. And the curiosity has to come from that. We write with confidence, that we translate with confidence, and that we market with confidence. Not begging to be recognized, really, but saying, we have a good book, you should be interested in reading that. Parlo per interesse, dovrebbero esserci più traduzioni. Una cosa che secondo me dovrebbe esserci poi nella pubblicazione di queste traduzioni, vorrei vedere più edizioni bilingue, perché se c'è qualcosa che aiuta anche a capire il valore di una lingua e anche ad apprenderla, è comunque il confronto continuo tra diverse lingue.